Dopo il buon esordio casalingo 3-0 con la squadra del Chieti, la SEAP Dalli Cardillo Aragona ha centrato la seconda vittoria di fila. Le biancazzurre del coach Luco Secchi hanno battuto in trasferta con un netto 3-0 il Volley Palmi, con i risultati di 25-17, 25-23, 25-14 parziali. La partita è durata circa un'ora e 15 minuti. Capitan Donà e compagni sono scese in campo con l'atteggiamento giusto e soltanto nel secondo set hanno incontrato qualche difficoltà, ma nel primo e nel secondo parziale hanno imposto il proprio ritmo. Nel primo set, dopo un avvio punto a punto, la SEAP Dalli Cardillo Aragona sfrutta benissimo il servizio e il muro per poi contrattaccare con decisione e conquistare i punti dell'allungo definitivo. I parziali sono tutti a favore delle aragonesi, 10-14, 10-21, 14-23. Le padrone di casa annullano un set point per poi sbaragliare il servizio e regalare alle ospiti il punto del 25-17. Come formazione iniziale l'allenatore Luca Secchi ha confermato quella dell'esordio in campionato tra Bucchi in palleggio, apposto a Ricoschi, acciatrici Donà e Moneta, centrali Manzano e composto libero Vittorio. Nel corso del match sono entrate la centrale Facendole e la scacciatrice Patti. Primo perché evidentemente non ci sono campi così semplici, no? in un campionato, in un girone così equilibrato. Loro sono stati bravi nel secondo set a metterci in difficoltà in ricezione, abbiamo avuto qualche percentuale al di sotto dei nostri standard e quindi abbiamo fatto un po' di fatica a costruire. Siamo stati però altrettanto bravi a venirne fuori con qualche soluzione d'attacco e soprattutto sopperendo alle noie in ricezione con un buon lavoro di muro difesa nell'ultima parte del set, mentre il primo e il terzo insomma direi che laddove più, laddove meno, però le cose hanno funzionato discretamente bene. Oggi siamo riusciti anche a proporre un po' più di gioco con i centrali, cosa che mi piace molto, anche perché poi il fatto di poter attaccare con loro ci offre soluzioni tanto da 4 quanto di seconda linea di maggiore spessore e molto più credibili. Cosa c'è ancora da migliorare, coach? Ancora tante cose, non funzionano ancora sempre in maniera svizzera i sistemi che stiamo allenando dall'inizio della stagione, ogni tanto, come anche forse è normale che sia, però la testa non sta sempre lì e evidentemente quello abbiamo ancora bisogno di allenarlo tanto durante la settimana e di allenarlo ancora di più quando giochiamo, soprattutto nel momento in cui prendiamo i filotti positivi è molto più facile lasciarsi andare a delle disattenzioni come se i set fossero già finiti, cosa che evidentemente in questo campionato non può essere così.